Allora, Isabella e Matteo vi hanno spiegato più o meno come funziona oggi con le domande, più so che qualcuno ha chiesto altre copie del cantiere, quindi poi cercheremo di farvele avere a tutti quanti. Se non avete ricevuto questo invito per mail, è possibile lasciare la vostra mail a Lorenzo che è su in prima fila e lui poi la mette nella mailing list e vi arriverà per la prossima volta. Questo è il secondo incontro che noi facciamo sul tema del turismo, e il primo l'abbiamo fatto a fine settembre al 9-5 e abbiamo trattato il tema del turismo veneziano e veneto dal punto di vista più numerico, cioè la stagione in corso, la stagione appena conclusa con i vertici della PT, dove giorni 8 con Tullio Galfrè, con Lorenzo Vallesi in rappresentanza dei balneari del Veneto e con altri ospiti che poi sono. Noi oggi invece parleremo di infrastrutture e mobilità legate al turismo e ne parleremo con 3 illustri ospiti ai quali faremo un doppio applauso alla fine, perché oltre a aver accettato il nostro invito con un tanto preavviso hanno costruito tutta una serie di slide che poi ci mostreranno. Parleremo in particolare di metropolitana di superficie, che sappiamo entrerà in funzione dell'orario cadenzato il mese prossimo, e ne parleremo con l'assessore regionale Renato Tissa. Parleremo di porto turistico con l'amministratore delegato del Venice Terminal Passeggeri, che è il dottor Perocchio. E poi parleremo di aeroporto e della sua funzione tra la città, tra la regione Veneto e tra la provincia di Venezia, con il responsabile delle relazioni istituzionali di Saga SpA, l'onorevole Fabio Gava. Questa sarà una mattinata dove tratteremo tanti temi, cercheremo di essere sintetici, perché voi potete ben immaginare che una quantità di temi di questo peso e di questo livello potrebbero essere tranquillamente affrontati in una serie di conferenze ben più lunghe, non ovviamente in un paio d'ore di una mattina. Però so che poi faremo altri incontri, poi un ciclo sul turismo che appunto è la sua seconda tappa. Io credo che anche lungo il 2014 ci possano essere anche altri incontri. Il prossimo sicuramente dovrebbe essere tra dicembre e gennaio, tratterà invece gli effetti enogastronomici del turismo, e così oggi cominciamo invece con le infrastrutture. Io vorrei chiamare, lui se vorrà parlare seduto, se vorrà venire qui con me l'assessore regionale, che intanto ci mostrerà qualcosa sulla metropolitana di superficie. Io lascerei a lui la parola subito, così poi abbiamo il tempo alla fine, sono quasi le 11, quindi poi avremo tutto il tempo alla fine per le vostre domande. Tanto grazie all'assessore e a te la parola. Avvise, complimenti. Ragazzi, complimenti, perché ormai decollata, no? Decollata e con le idee chiare. E anche rispetto alle persone in sala, doppi complimenti. Buongiorno a tutti. Cosa devo parlare dell'SFMR? Bene, facciamo un po' prima un volo d'uccello sulla questione delle grandi infrastrutture, per darvi ecco, questo è il quadro finale, il quadro finale su cui arriveremo nell'arco di qualche annetto ancora. Però come voi vedete gran parte di queste cose sono in corso, il passante è finito, la terza corsia verso Trieste fino a San Donai è quasi completata, a breve nel 14 verrà appaltata fino a Portogruaro, andate sulla 28 è completata, la pedemontana, che è quella verde, i lavori sono in corso, oggi su Vicenza, il prossimo anno partiranno anche sulla parte trevigiana. La Valdastico Sud, che voi vedete, la 31 è quasi completata, alla fine del prossimo anno viene approvato, cioè viene completato anche l'ultimo lotto. Le altre due, quella sotto, la Nogara Mare, la Romea Commerciale e la SR10, come voi avete visto, la Romea Commerciale è stata approvata dal CIPE una settimana fa.
mentre la Nogara Mare, l'SR10, è stata approvata dalla Regione, individuato il soggetto che dovrà, a seguito di gara, gestirle e costruirle la scorsa settimana. Quindi siamo ormai addirittura d'arrivo anche su questo. Ci manca il raddoppio dell'autostrada verso Trieste e verso Milano, il cosiddetto sistema di tangenziali, e il Gra di Padova, la Valsugana e la 27, mentre sulle vie del mare, quello di Jesolo, a proposito del turismo, abbiamo già aperto gara, siamo in fase di prequalifica e nel giro di un anno circa andremo all'apertura dei cantieri. Quindi questo è il quadro per dire che, se voi vedete, anche da un punto di vista di turismo, non solo viene legato a Venezia, ma legato a tutta l'area turistica del Veneto, voi vedete che l'obiettivo è stato quello di servire le spiagge, cioè uno dei motivi, dei fattori di concorrenzialità del nostro sistema turistico, oltre alla qualità, il prezzo e così via, alla straordinaria capacità dei nostri imprenditori, è anche quello di arrivarvi facilmente. È uno degli elementi della concorrenzialità del nostro sistema turistico, e voi vedete tutti i pennelli che su cui si sta lavorando. La via del mare, la dorsale, è sempre l'autostrada, anche qua poi con i pettini, la via del mare di Jesolo, che ci arriva a Jesolo, e da lì si può, con la tangenziale si può distribuire anche la Clea. Lì non è segnata, ma l'accesso a Caorle, voi avete visto sul casello di San Stino, ormai ci siamo, basta solo un ultimo collegamento che lo mettiamo dentro i lavori della terza corsia per arrivare a Caorle e la Clea. Sul Bibione c'è l'ultimo pezzo che è un project e si sta arrivando anche su quello. Su Chioggia c'è la bretella approvata in sede di CIPE con la Romea commerciale, c'è l'Arzaron e c'è la vecchia Romea, per cui Chioggia da questo punto di vista viene in qualche maniera sbottigliata rispetto all'unica entrata che ha oggi, e dall'altra parte Rosolina, che anche qui la bretella da parte della Romea commerciale. Quindi tutto il sistema turistico da questo punto di vista viene, la nostra grande industria turistica viene servita da un sistema autostradale e stradale importante, che permette di arrivare a destinazioni in maniera velocissima. Questo è il quadro delle infrastrutture stradali. Su questo, Venezia in particolare, è particolarmente, non viene segnata, ma con la realizzazione del passante viene in qualche maniera privilegiata l'area centrale di Venezia. Andiamo sul sistema ferroviario. Questo era per darvi conto anche di come siamo arrivati. Sì, è vero, dal 15 il sistema ferroviario metropolitano è la concezione fatta ancora prima della Seconda Repubblica, in Prima Repubblica, il concetto che il Veneto non è caratterizzato come la Lombardia o come il Piemonte da un'unica città metropolitana come può essere Milano o Torino, ma il Veneto è una puntiforme presenza di vari campanili, di vari centri, medio, grandi, piccoli. Di fatto il Veneto è di per sé, salvo un po' l'area veronese, ma tutto il resto del Veneto è di per sé una grande area metropolitana. E quindi da questo punto di vista l'obiettivo era quello di collegare con una metropolitana come vediamo in altre parti del territorio, collegare i centri, l'area centrale del Veneto, che vedete quella è in rosso, praticamente Padova, Venezia, Treviso e Castelfranco, il quadrilatero che sta lì in mezzo. E questo era il concetto che i legislatori in Prima Repubblica, su cui i legislatori in Prima Repubblica hanno legiferato e hanno avviato le procedure. Noi in Seconda Repubblica si è arrivati, quindi dal 95 in poi, si è arrivati a concretizzare questo disegno. Oggi siamo praticamente sul quadrilatero centrale, i lavori sono completati totalmente. Voi vedete anche qui a Mestre o come in altre aree, laddove non ci sono più passaggi a livello. Mestre ad esempio era circondata da passaggi a livello e oggi sono tutti scomparsi, Mestre come in altri territori compresi nel quadrilatero, salvo qualcuno che è proprio marginale.
I lavori sono stati completati e come dire, riguardano i passaggi a livello, riguardano gli alzamenti alle stazioni, i marciapiede, riguardano l'acquisto del nuovo materiale ferroviario. Questo è il quadrilatero centrale e da novembre parte su tutto il territorio regionale, perché nel frattempo sono andati avanti i lavori anche sulla eliminazione dei passaggi a livello in tutto il territorio regionale, e parte il sistema dell'orario cadenzato. In questi anni abbiamo eliminato circa 400 passaggi a livello. Voi direte, ma perché i passaggi a livello? No, sono importanti perché guardate, quando è un disturbo sia per chi sta in coda, in auto, ed è un disturbo sia per l'esercizio, per la velocità commerciale dell'esercizio dei treni, che quando trovano un passaggio a livello sono costretti a rallentare. Dal 15 dicembre parte l'orario cadenzato, che è l'avvio della metropolitana di superficie. Non è ancora l'obiettivo finale, ma parte non solo nel quadrilatero centrale, parte in tutto il territorio regionale. Cosa significa? Significa che nelle linee principali troviamo 4 treni l'ora, quindi uno ogni quarto d'ora. Nelle linee secondarie troviamo un treno ogni mezz'ora. A determinate cadenzamenti, cioè a determinati orari che rimarranno sempre. Noi avevamo una possibilità, era quella di rabberciare un po' l'offerta ferroviaria, ma non ci la si fa più. Allora abbiamo deciso di abbreviare i tempi per l'entrata del sistema metropolitano, visto che ci stanno arrivando i 20 vagoni, i 20 treni nuovi che abbiamo acquistato, e quindi abbiamo deciso di innestare la marcia, il che significa che ci si può spostare nell'area centrale da Padova, che so, a Venezia, in un giro di un quarto d'ora, da Portogruaro a Venezia nel giro di 20 minuti, da Treviso a Venezia nel giro di 20 minuti, e via, e questi sono in connessione tra loro, allungati a Vicenza e a Verona e così via, a Bassano e così via. Quindi è, come dire, la messa in esercizio, la messa in relazione dei vari centri, ovviamente serviti dal ferro, c'è il ferro, di questa grande area metropolitana del Veneto, con a capo, con il punto principale che è ovviamente la sua, chiamiamola capitale, che è Venezia. Ecco, questo è il sistema ferroviario metropolitano, quindi significa l'avvio della metropolitana così come la troviamo a Roma piuttosto che a Milano. Lì hanno preferito farla in subway, qui da noi, posto che tutto il Veneto è un'area metropolitana, si è preferito collegare i vari centri metropolitani di questa grandissima area. Ci sono polemiche in questi giorni, ma sono ben accolte, perché alla fine le polemiche, quando sono fini a se stesse, non le consideriamo, ma quando fanno emergere il problema lo prendiamo in mano e vediamo di risolverlo. Questo è il modo di approcciare rispetto ai problemi che esistono dappertutto, non scartarli a priori, scartare a priori quelli che ti dicono no a priori, ma laddove ci sono dei problemi vederli di risolverli. Io ho finito. È stato aperto un tavolo, come funziona? So che ci sono delle realtà che appunto si lamentavano di minor cadenzamento di treni. Concretamente, cioè, avete aperto un tavolo in regione, state discutendo, abbiamo aperto tanti tavolini come al bar, perché allora abbiamo aperto tanti tavoli e abbiamo chiuso tanti tavoli. Abbiamo buttato a operare le carte laddove coloro i quali erano gli interlocutori ci dicevano no, non lo vogliamo, e abbiamo lavorato con coloro i quali dicevano lo miglioriamo. Questo vale per il bellunese. Abbiamo convocato prima gli amministratori locali, i quali hanno detto, abbiamo dato delega dei comitati, abbiamo convocato i comitati, abbiamo sistemato tutte le questioni. I problemi aperti erano nel bellunese, nella linea Schio-Tiene, nel Quarto d'Altino, ma quelli Quarto d'Altino li abbiamo mandati a quel paese perché per un semplice motivo, perché oggi c'è un servizio a 3. Loro pensavano di arrivare a Quarto d'Altino, servizio a 3 fino a Portogruaro, arrivare a Quarto d'Altino con 4 e tagliarne 2, tagliarne uno e mezzo, quello che va a Quarto d'Altino. Non si fa così, o c'è tutto insieme o non c'è.
Quindi lì abbiamo sistemato il problema di Oderzo con qualche linea, e oggi ci rimane cosa? Rimangono piccoli problemi che vengono in qualche maniera risolti. E certo è un confronto che laddove si può risolvere si risolve, laddove non si può risolvere, come dire il problema della elettrificazione verso Belluno, lì il problema è vedere negli anni come mettere delle risorse per elettrificare. Perché uno dei problemi principali, vedete, e qui termino, uno dei fatti principali del cadenzamento qual è? La divisione tra il servizio elettrificato e il servizio non elettrificato. Cioè a dire, da Calalzo o da Belluno non è elettrificato fino a Conegliano. Da Conegliano in poi è elettrificato il sistema. Però quando scende un treno da Belluno, il treno non elettrificato porta massimo 3 carrozze. Ed entra in linea a Conegliano o a Treviso, quelli di Conegliano e Treviso si trovano, come dire, le 3 carrozze sono già piene, quindi ci sono problemi di sovraffollamento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo interrotto a Conegliano e a Monselice i punti di interscambio, laddove facciamo una navetta, laddove ci sono non è elettrificato e il resto è cadenzato fino al minuto. Una domanda molto interessante. Io sono mestrino e no, con i tempi siamo perfetti. Qui su Mestre so che c'è la fermata via Torrezzo, via Olimpia, la Gazzera, come siamo, entrano tutte in funzione? Allora, ad oggi sono completate ed è completata la stazione dell'ospedale, e lì entra nel sistema cadenzato. Sono a termine i lavori, nell'arco del 14 vengono completati, voi avete visto, sono ripresi alla grande i lavori della Gazzera con tutto il sistema viario, li vengono completati alla fine del 14. E quindi alla fine dei lavori, perché adesso non è pensabile di farli scendere, quando saranno terminati i lavori di stazione con tutto il resto, modificheremo l'orario cadenzato prevedendo la fermata Gazzera Mestre, perché attenzione, sono due, no? Una è direttamente dietro Piazza Ferreto, quindi a 50 metri, a 100 metri a Piazza Via Olimpia e dietro Piazza Ferreto, quindi puoi arrivare in treno, o chiamiamolo in treno in metropolitana, nel cuore della città di Terraferma. L'altra, quella di Marocco, abbiamo trovato le risorse, riprendiamo che su quella i progetti sono completati, ho già fatto le dichiarazioni, i progetti sono approvati, si va avanti con quella di Marocco. Una volta completata Marocco ci sarà anche lì la fermata. Perfetto. Ottimo. Io invito tutti, se ci sono domande, appunto, di scriverle, e poi passerà una persona che le raccoglie e poi le setacciamo. Ti tengo ancora lì sul ferro, sul trasporto sul ferro, con un altro tema che è quello della TAV. Sì. Abbiamo letto negli ultimi mesi il percorso alto, il percorso basso, il percorso al centro, il percorso dietro. Su che posizione siamo? So che in giunta è passato il percorso alto. Sì, alto, basso, medio. Allora, capiamoci sulla TAV, c'è quella slide più complessiva. Sulla TAV capiamoci. Allora, il meccanismo è questo. Oggi in corso è, per avere il quadro completo, oggi in corso è, dove c'è già il progetto approvato, il completamento, non si vede, da Treviglio-Brescia fino a Verona. E lì i finanziamenti sono arrivati, stanno arrivando. Verona-Padova, qui c'è un progetto già approvato dal CIPE nel 2005, salvo il nodo di Vicenza, ma si può passare sul nodo di Vicenza con l'alta velocità anche non adeguando il nodo di Vicenza. La stessa cosa, voi vedete, Freccia Rossa e Freccia Argento sono alta velocità, ma passano nella linea Padova-Bologna che non è adeguata all'alta velocità, quindi vanno più piano, vanno a 180 anziché a 230, quindi rallentano un po', quindi è la possibilità di farlo.
Lì come dire, con la prossima legge di stabilità ci sono i finanziamenti per venire avanti come dire, nella realizzazione di questo. Vedo l'amico Mario, il senatore Mario Della Torre in aula, che a breve, saluto, che a breve si appresta a votare come dire, sulla legge di stabilità. Spero che faccia da sentinella nella difesa di questi finanziamenti. Diverso è il ragionamento dall'altra parte, dove siamo ancora nel pallone. Perché? Perché ci stanno confrontando due tesi ancora. La prima tesi, che è quella storica, Venezia, aeroporto tra Mestre e Padova, l'alta velocità c'è già, l'alta capacità. Mestre, Venezia, Treviso, Mestre, Venezia, Portogruaro, Trieste, questa era quella storica, e va riconsiderata perché, alla luce di un semplice fatto, il famoso corridoio 5, alla luce di un semplice fatto, che più su c'è, cioè dall'altra parte in Slovenia non si passa, non ce la fai, e quindi nei rapporti con l'est devi andare un po' più su della Slovenia, devi fare come centro nodale Vienna, e quindi andando su per Vienna, guardate che c'è già una infrastruttura ferroviaria che si chiama Pontebana ferroviaria, che qui non si vede, è quella che va Venezia, Treviso, Udine e poi su, no? E quella è utilizzata al 20%. È quello la vera, come dire, il vero sbocco dell'alta capacità. Utilizzare la Pontebana ferroviaria, perché lo snodo non sarà più la Slovenia, lo snodo è sicuramente, sarà sempre comunque l'Austria con Vienna, e quindi passi di scala, vai più su. Per quanto ci riguarda, alla fine c'è un problema ovviamente con i Friuli, con i friularsi e così via, e voi capite che diventa un po' più marginale, hanno problemi. E quindi a questo punto il problema non è dove farla passare, è come dire quali strutture utilizzare, perché se così è come fondamentale l'utilizzo della Pontebana ferroviaria senza andare al quadruplicamento dall'altra parte, vengono riconsiderate anche le questioni relative al tratto Mestre Portogruaro e Mestre Latisana. Perché guardate, perché Mestre Portogruaro? Perché a Portogruaro c'è una piccola linea ferroviaria, no? Che va elettrificata con una decina di milioni di euro, va elettrificata, che incrocia la Pontebana ferroviaria o la Tisana, che vai a prenderlo. E debiti, per cui gran calma su queste cose, c'è ancora tutto in discussione, lasciamo che, come dire, un po' le cose si decantino, intanto prepariamo i progetti. Sì, è vero, noi avevamo il progetto, quello storico, quello che avevamo detto di andare per le spiagge, però alla luce di questa nuova impostazione va riconsiderato ovviamente anche quello. Abbiamo dato intanto indicazione di andare a vedere in affiancamento, però con l'obiettivo di andare sotto laddove c'è, come dire, dove ci sono i centri abitati, ma intanto lo scenario nuovo è la Pontebana ferroviaria. Perfetto, grazie. Anche qui ci sono domande. Io adesso, scusate un attimo, per chi volesse seguire anche la mattinata online, è in corso una diretta Twitter e una diretta Facebook, quindi vi invitiamo a seguire la pagina del cantiere in Twitter, è il __ cantiere, oppure a mettere mi piace sulla pagina del cantiere. Grazie. Sì, insomma, tecnologici. Io adesso affronterei il tema del bordo e quindi chiederei a Eleonora di caricare le slide sul OTP. E con il dottor Perovio, che ha lasciato un convegno organizzato tangibile, esatto, proprio per essere qua. Ecco, benissimo, no? Cerco di essere molto sintetico. In questo momento particolarmente delicato abbiamo il compito tutti quanti di preservare quello che funziona. Mi sposto da questo lato
e quindi parlando di turismo che non può prescindere dalle infrastrutture, ricordarci che abbiamo una piattaforma logistico-croceristica di assoluto pregio mondiale che oggi serve 178 paesi diversi e che ci dà l'86% di turismo straniero, che è una cosa piuttosto rara e da coltivare. Passando alla slide successiva, quello che mi preme sottolineare è che abbiamo un gioiello a disposizione di home port, quindi di porto croceristico capolinea, altra rarità perché di porti per le crociere ce ne sono tanti, di banchine in giro per il mondo ce ne sono tante, ma un porto capolinea sul quale le compagnie mondiali hanno investito per fare politiche di traffico e di flussi turistici di lungo periodo, perché sono tutte programmazioni che si fanno con largo anticipo, è una cosa particolarissima. Perché il nostro home port è così importante e va sostenuto, come è stato da tutti i fronti, diciamo anche governativi, sottolineato? Perché siamo arrivati ai vertici delle classifiche mondiali, quindi vedete che come porto capolinea, come porto dal quale si dipanano tutte le crociere più importanti del Mediterraneo, siamo al quinto posto, quindi diciamo il grande capolinea per i Caraibi è la Florida, noi siamo il grande capolinea per il Mediterraneo orientale. Se cambiamo un po' di slide, vedete che i flussi di persone in attesa di imbarco che noi dobbiamo gestire nella nostra piattaforma sono imponenti. Noi arriviamo a gestire anche 33.000 persone al giorno che convergono sul porto di Venezia e che devono quindi essere gestite nel modo più rapido possibile, e questo è possibile grazie a 170.000 metri quadri di viabilità e di piazzali di evoluzione per tutti i mezzi che devono gravitare in quest'area. Cambiamo pure slide. Abbiamo pensato a 57.000 metri quadri soltanto per le aree di parcheggio, cosa che pochissimi porti croceristici al mondo hanno, e 93.000 metri quadri di fabbricati coperti per l'accoglienza, per la gestione dei bagagli, che sono operazioni molto complesse e che richiedono altissimo comfort per dare una sensazione proprio di piacevolezza nell'accosto alla nave di crociera e nella partenza per il viaggio, senza contare tutti i problemi polizieschi che ormai si sono creati nel mondo dei viaggi, perché il porto crociere di Venezia funziona esattamente come un aeroporto per navi, quindi la security e tutte le aree dedicate alla security sono sempre più impegnative. Pensate a 4 milioni circa di bagagli che devono essere movimentati e poi anche inviati alle varie destinazioni del territorio veneziano per chi alloggia nel territorio, e tutte le attrezzature che sono state messe in campo per sgomberare le banchine dai passeggeri, lasciando soltanto tutti i mezzi di fornitura navale, che sono centinaia di camion, centinaia di furgoni ogni giorno. Andiamo oltre, e gli investimenti fatti anche in termini di sviluppo tecnologico dalla nostra società per creare dei ponti mobili di collegamento tra le navi e i fabbricati, che sono diventati anche prodotti esclusivi che stiamo commercializzando nei confronti di altri porti in giro per il mondo. Questa appunto è la società VTP Engineering, che ha sviluppato anche delle torri mobili di imbarco che nessuno ha fatto prima per il settore. Andando oltre, noi siamo già pronti, nessun altro porto croceristico europeo è a questo livello, a realizzare chiave in mano il progetto di erogazione della corrente elettrica alle navi da crociera. Tenete conto del fatto che sono potenze elevatissime che richiedono anche conversioni di frequenza notevolmente impegnative, e cosa che noi potremo in futuro realizzare grazie al fatto che abbiamo ulteriormente razionalizzato le aree a terra e gli spazi per dare questo tipo di connessione alle navi da crociera. Andiamo oltre, i premi che il nostro porto crociere ha ottenuto sono tutti di livello internazionale, cosa che va da sottolineare, insomma, che abbiamo un oggetto tra le mani che continuerà a dare soddisfazioni anche nei prossimi anni, compatibilmente con gli assurdi limiti di cui stiamo attualmente soffrendo a causa di polemiche di cui ancora non comprendiamo bene l'origine, per il fatto che il nostro porto crociere è perfettamente attrezzato e, come dire, organizzato per ricevere navi fino a 340 metri di lunghezza, quindi ben oltre le 96.000 tonnellate.
Ovviamente il porto crociere dà anche un contributo al sistema territoriale e all'amministrazione comunale, perché pensiamo a tutta la ZPL che viene attivata, a tutti, diciamo, i contributi che si determinano per il traffico comunale in termini di incasso dei biglietti al CTV, il People Mover, che è una bellissima opera che ci caratterizza, alla quale il porto ha fortemente contribuito, funziona e si sostiene solo grazie al traffico passeggeri che abbiamo sviluppato. La società è riuscita, grazie all'impulso dato dal successo veneziano, a essere coinvolta anche in altre iniziative portuali in giro per l'Italia, quindi vedete Ravenna è stata acquisita da noi, come Cagliari, Catania, Brindisi è in progress, quindi un motore di iniziative veneziane in giro per l'Italia e in futuro anche per il Mediterraneo. Quindi la marittima diciamo, è un punto di forza perché è intermodale, abbiamo la massima intermodalità nel settore, abbiamo collegamenti acquei, ferroviari, collegamenti viari eccezionali, la breve distanza dall'aeroporto al quale diamo 500.000 passeggeri come porto crocieristico e 150 milioni di euro complessivamente investiti per trasformare questo abbandonato porto commerciale in una stazione crocieristica che ha i vertici mondiali. Cambiamo slide, quindi questo è il panorama di tutte le attività che si sviluppano nel porto crociere e concludendo vorrei proprio dire che siamo molto compiaciuti per il nome che questa associazione ha, il cantiere, perché noi veramente non riusciamo a comprendere come in una fase così gravemente recessiva che è un nuovo 1929 non si possa fare di tutto per dare impulso alle infrastrutture. Quando sento dire che c'è qualcuno che è contro le grandi opere che servono ad innescare nuove attività economiche, a portare lavoro e a razionalizzare tutti i nostri sistemi, perché tanto, voglio dire, ce lo siamo detti 1000 volte, che tu puoi fare tutte le politiche del turismo che vuoi, ma senza le infrastrutture, senza gli snodi intermodali, il turismo in Italia non se ne potrà più fare. Grazie. Perfetto, conclusione migliore non si poteva trovare, però io ho una domanda sulle grandi navi. Poi ne ho una anch'io che arriva da casa. Allora falla prima te, che allora, noi siamo in diretta, come vi hanno spiegato prima, stanno cominciando ad arrivare le domande. Allora, è appena arrivata una domanda da parte di un ragazzo che lavora al porto e vuole capire qualcosa di più dopo le decisioni del governo e chiede quali sono i numeri reali delle perdite dei posti di lavoro e anche qual è l'indotto che viene perso dal porto di Venezia. Siamo tutti in attesa di saperlo, perché in realtà diciamo, da un lato è positivo che si sia scelto di intervenire sul canale Condotta Sant'Angelo come nuova via di collegamento per risolvere questo, chiamiamolo, problema estetico, perché alla fine l'abbiamo sempre ribadito, non è altro che un problema estetico, perché le navi fino a 340 metri di lunghezza potrebbero continuare tranquillamente a utilizzare il passaggio che c'è. E il fatto che si preveda che nel 2015 non possano accedere all'attuale percorso navi di tonnellaggio superiore alle 96.000 tonnellate comporta due cose: o che le compagnie di crociera accettano di stare al gioco e quindi localizzano su Venezia un maggior numero di navi che, come dire, hanno nella loro flotta di minori dimensioni, però attenzione, ricordiamoci che sono navi belle, molto ben tenute, però non sono le navi all'ultimo grido. Cioè, abbiamo visto il varo della nuova nave della Costa Crociere l'altro giorno e quindi sappiamo già che questo gioiello non farà parte del carnet veneziano. E questo quindi potrebbe indurre le compagnie di crociera, che intanto stanno facendo i loro ragionamenti, a dire, beh, a questo punto le ammiraglie le posizioniamo su altri porti dai quali partire per le migliori crociere nel Mediterraneo orientale. Sappiamo benissimo che questi altri porti potranno essere Atene, potranno essere Malta, potranno essere Creta, tutte quelle località che hanno eccellenti collegamenti aerei. Potrà essere anche la costa croata, dove si stanno sviluppando nuove strutture che noi stiamo attentamente monitorando. Quindi in sostanza avevamo riconquistato un primato da veramente antica Repubblica Marinara, da Serenissima,
quello di essere produttori di rotte che andavano a investire altre località animate economicamente dalle nostre scelte, e invece possiamo rischiare di ridurci ad un ruolo subalterno rispetto ad altri porti. Grazie. Perfetto. Anche qui domande sempre volentieri. Altre domande da casa? Qualcun altro? Ok, allora continuiamo con la nostra carrellata e adesso parliamo di aeroporto di Venezia con l'onorevole Fabio Gava, che come abbiamo detto prima è responsabile delle relazioni istituzionali di Salve SDA. Da lui in particolare vogliamo sapere quanto importante è questo aeroporto per l'economia, per Venezia, per il Veneto, e come si sta sviluppando. Noi sappiamo che c'è un interessamento verso Verona, già abbiamo Treviso. Come si colloca anche il Marco Polo all'interno del panorama degli aeroporti in Italia? Questa potrebbe essere là, poi lascio la parola a Fabio Gava. Grazie, un saluto, un ringraziamento per l'invito. Mi spiace, non sapevo che eravate così giovani e tecnologici, se no avrei portato le slide, che qui però sono in via cartacea. Cercherò di farmi perdonare, magari se avete un archivio, di farvele avere attraverso una chiavetta. Quindi chiedo scusa anche al pubblico se rispetto ai miei due colleghi che mi hanno preceduto mi limiterò solamente a delle considerazioni di carattere verbale. Cercherò però, proprio per fissare le questioni, di procedere un po' schematicamente seguendo questo criterio. Oggi il primo punto è due parole ovviamente di presentazione, anche se immagino non saranno molto necessarie, visto che siete tutti di qui, sull'aeroporto. L'aeroporto di Venezia Treviso è un sistema aeroportuale, è cresciuto molto nel tempo. Vi basti pensare un dato che credo sia molto significativo. All'inizio del 2000 il sistema lombardo milanese, cioè Malpensa Linate, era circa 6 volte come numero di passeggeri complessivamente di Venezia. Dopo circa 13 anni si è ridotto a meno di 3, e certamente, se andranno in porto alcuni elementi, diciamo, di aggregazione, di cui dirò alla fine, è un obiettivo possibile quello di raggiungere un target di utilizzatori che sia analogo a quello del sistema milanese. Il secondo punto importante che va sottolineato è che, anche questo è un dato di fatto oggettivo molto recente, che attualmente il sistema italiano, che noi siamo abituati spesso a guardare le cose di casa nostra come fossero questioni, diciamo, di carattere locale, credo che ormai, quando parliamo almeno dell'aeroporto, dobbiamo avere una dimensione nazionale e in parte anche internazionale. Fino a qualche tempo fa, fino a pochi anni fa, il sistema aeroportuale italiano prevedeva solamente 2 hub intercontinentali, che erano notoriamente quelli di Roma e di Milano. Da pochi anni è stato riconosciuto da parte dell'ENAC, che è l'ente di controllo, diciamo l'autority di controllo del traffico aereo, che c'è un terzo hub intercontinentale, che è l'aeroporto di Venezia. Questo peraltro ha consentito che, derogando, diciamo, al programma nazionale degli aeroporti, l'anno scorso, a gennaio, quest'anno, gennaio 2013, siano stati sottoscritti 3 contratti di programma per i nuovi investimenti, che riguardano appunto in Italia solamente i 3 aeroporti intercontinentali. Quindi la qualificazione di Venezia come aeroporto intercontinentale è quello che ha consentito poi di entrare in questo programma di investimenti molto importanti. Questo, devo dire, è stata una visione sicuramente significativa, quella di pensare per Venezia anche come hub più piccolo degli altri 2 ovviamente, ma come hub intercontinentale, perché molto spesso si riteneva, si ritiene ancora forse da parte di qualcuno, che l'aeroporto sia una sorta di monopolio naturale. In realtà non è più così.
la concorrenza del sistema aereo tra compagnie ha cambiato il mondo e certamente ha anche cambiato la posizione, diciamo, il reddito di posizione che può derivare da avere un aeroporto significativo. Oggi bisogna investire in nuovi voli, sicuramente l'idea di andare verso voli intercontinentali è stata importante perché oggi sono voli più redditizi ovviamente di quelli nazionali o anche di quelli europei, dove il sistema del low cost ha chiaramente cambiato tutti i modelli di riferimento, però l'investimento su un volo internazionale non è una cosa automatica, occorre individuare la compagnia, convincere di venire, occorre anche investire molti soldi, perché è chiaro che la compagnia viene se almeno per il primo anno c'è un versamento in denaro che gli consente di coprire il break-even che poi si immagina di avere a distanza di un anno e mezzo da quando inizia il volo. Quindi oggi l'aeroporto di Venezia ha assolutamente cambiato pelle e grazie a questo ha una posizione di assoluto rilievo. Attualmente nel 2012 ci sono stati circa 8 milioni di passeggeri, con un 12% in più rispetto al 2011 per Venezia e circa 2 milioni e 3 a Treviso. Lì c'è stato un calo, però per alcuni mesi l'aeroporto di Venezia fu chiuso per l'adeguamento, diciamo, della pista ai sistemi di atterraggio elettronico per quando c'era media. Quindi è uno dei pochi aeroporti che continua a crescere in percentuale, anche tenendo conto evidentemente della situazione di crisi che invece ha determinato dei segni meno in molte realtà, e quindi diciamo sotto questo profilo rappresenta un'opportunità sia per il business dal punto di vista, diciamo, del territorio, sia per l'arrivo di turisti molto significativa. Se l'Italia non farà brutte sorprese, da marzo, voi sapete, è stata annunciata la partenza di un altro volo intercontinentale nella stagione alta che va da marzo-ottobre, che è per Tokyo, fatto dall'Italia. Si tratta del primo volo intercontinentale che l'Italia fa in un aeroporto diverso da Roma o da Milano, e anche questo conferma, diciamo, una ormai riconosciuta qualificazione dell'aeroporto di Venezia. Su Tokyo, dove nelle previsioni del volo si calcola che ci sarà un traffico in uscita, cioè dagli italiani verso Tokyo del 20% delle disponibilità dei posti, e un traffico di entrata, cioè di giapponesi per l'Italia e per Venezia dell'80%, quindi certamente questo potrebbe essere un elemento importante. Siamo anche in fase di trattativa con la Cina per la ripristino di un volo verso la Cina, adesso sulla destinazione ancora da definire, quindi è chiaro che il mercato dell'est è un mercato molto importante sia per il nostro vettore nazionale dell'Italia, ma è molto importante per l'aeroporto di Venezia proprio per la sua collocazione di porta, diciamo, verso tutto il traffico est. Faccio un ultimo ragionamento su questa questione. È ovvio che per andare negli Stati Uniti, come dire, è più comodo avere un hub a Parigi o a Londra o a Francoforte, perché è quella la direzione. Ma se noi immaginiamo i voli verso est, è chiaro che la posizione dell'Italia e quindi anche di Venezia può essere una posizione più favorevole attraverso la costituzione di un hub verso questa direzione. Siccome il mondo va prevalentemente oggi, il mondo degli affari ma anche il mondo del turismo in questa direzione, credo che questo aspetto sia da considerare e sia molto importante. Vi dicevo che è stato approvato il contratto di programma, prevede una serie di investimenti importanti nei prossimi 10 anni, sono circa 400 milioni di investimenti da parte del gestore, che riguardano vari interventi che vanno ovviamente dalla stazione Acquea al muro di collegamento all'aeroporto, alla nuova realizzazione, all'ampliamento della stazione che verrà per 3
in tre stralci, prima la parte anteriore, poi la parte destra, poi la parte sinistra. Alla fine delle operazioni di ampliamento la rotazione sarà più del doppio di quella attuale. Le nuove caserme dei vigili del fuoco della Guardia di Finanza che sono in fase di realizzazione, che verranno spostate in modo da riparare la posizione dove attualmente si trovano per il parcheggio, probabilmente un nuovo parcheggio, e quindi diciamo anche stiamo parlando solo degli investimenti nei prossimi anni, che sono molto importanti. Qui nelle slide ne ho un'indicazione, vado a vederla per essere più preciso diciamo dal punto di vista degli interventi, ma diciamo noi prevediamo una prima fase di investimento che riguarda diciamo da adesso al 2016 e una seconda fase di investimento che invece va dal 2017 al 2030. Quindi diciamo la questione è sicuramente importante perché può creare un grande volano, diciamo, per quanto riguarda il nostro territorio. Le ultime due considerazioni che volevo affrontare sono una che mi collega al ragionamento che faceva anche poco fa l'assessore Chisso, ed è quella del nodo intermodale. Credo che vada assolutamente sottolineato, e questo è un punto ancora molto aperto e su cui bisogna essere molto vigili per l'evoluzione futura, vada assolutamente sottolineato come Venezia è diciamo naturalmente un luogo intermodale dove nella zona dell'aeroporto si può creare una intermodalità a 360 gradi, c'è l'aria, c'è l'acqua, speriamo che arrivi il ferro, vedremo come, e c'è ovviamente la gomma. Questa non è una situazione molto ripetibile in Italia, anzi, se noi pensiamo all'alta velocità o comunque ai treni veloci, Venezia è l'unico aeroporto che può avere ancora una stazione di alta velocità in aeroporto, perché non può essere così malpensa, non può essere così nell'aeronaggio di Roma. Quindi voi sapete che oggi i grandi aeroporti internazionali europei hanno tutti l'alta velocità in aeroporto. Quindi è l'ultima occasione che il Paese ha, tra l'altro su Venezia, di fare un intervento di questo tipo. È chiaro che molti dicono ma non c'è poi il mercato verso est, come ricordava molto bene prima l'assessore Chisso, non è detto che necessariamente verso est ci debba essere l'alta velocità a 300 all'ora. Cioè, è sufficiente che ci sono i treni tipo Freccia Argento a 220 e quindi questo può creare certamente un'opportunità. Quindi è importante che in aeroporto ci sia quanto prima il collegamento via ferro. Oggi uno di tre aeroporti intercontinentali italiani è l'unico che non ha il collegamento via ferro, ma probabilmente ci saranno le opportunità, forse con il decreto del fare, che dicevano di avere un finanziamento per una tratta della metropolitana superficie, però questa non deve essere considerata sufficiente perché lo sviluppo dell'aeroporto e quindi di tutto il contesto territoriale che grava intorno potrà avere un salto di qualità fondamentale se ci sarà la possibilità di avere, vedremo come, anche una stazione di alta velocità a livello aeroportuale. L'ultima questione che il nostro moderatore ricordava e su cui voglio fare brevemente un accenno è quella del ruolo di aggregatore che attualmente il sistema aeroportuale di Venezia e Treviso ha. Ovviamente siamo in una fase in cui non bisogna considerare le operazioni concluse, però certamente le prospettive che abbiamo di fronte sono di grande interesse. Per quanto riguarda Verona, diciamo stiamo andando avanti, ci dovrebbe essere un'entrata probabilmente diciamo in condizioni con il piccolo personale di esame nell'aeroporto Catullo, e poi
siccome lì c'è una situazione di vittoria molto pesante, con un aumento di capitale ovviamente vedere crescere l'aeroporto. L'obiettivo però non è quello di avere delle partecipazioni ancora più importanti, l'obiettivo è avere un sistema portuale veneto in cui sostanzialmente tutto quello che si fa poi vada nell'interesse ovviamente della società di gestione del suo progetto. Per quanto riguarda il ruolo di Verona, credo di poter dire che non si immagina un ruolo specialistico. Verona ha tutte le caratteristiche per la bacino di utenza di essere un aeroporto generalista. Se pensate che ha a 360 gradi intorno a sé il Trentino Alto Adige, un pezzo di Veneto, un pezzo di Emilia, un pezzo di Lombardia, mentre Venezia ha per 180 gradi l'acqua, e credo che questo ci faccia capire come potenzialmente possa assolutamente crescere. Treviso invece ha un ruolo più specialistico perché è sicuramente più dedicato ai voli low cost. Venezia ha anche in parte un ruolo specialistico per i generalisti che ci sono i voli intercontinentali. Rimangono come obiettivi che sono attualmente in considerazione verso est Trieste, con cui è ripreso il dialogo attraverso la Presidenza della Regione, anche se è ancora molto prematuro, e soprattutto la presentazione delle privatizzazioni che dovrebbe avvenire il 9 di dicembre della Slovenia per quanto riguarda la privatizzazione del ruolo dell'aeroporto di Lubiana, su cui il governo italiano sta insistendo molto perché Save partecipi alla gara di privatizzazione. Ci sono anche di cui parlare con Bologna, e questa è una notizia abbastanza, anche se ancora molto proprio a livello semplice cui parlare, e quindi comunque diciamo il ruolo di aggregatore di Venezia oggi viene riconosciuto sia a livello nazionale che a livello internazionale e anche dei principali player che ovviamente aeroportuali che gravitano vicino all'aeroporto di Venezia. Io credo che le prospettive siano sicuramente delle prospettive interessanti e, come ricordava chi mi ha preceduto, in un momento di crisi le infrastrutture sono molto importanti perché rappresentano un volano di investimento significativo, ma soprattutto occorre anche dire che oggi i concessionari in generale sono coloro che hanno la disponibilità di fare investimenti in denaro in situazioni infrastrutturali dove certamente sia gli enti locali che lo Stato avrebbero grosse difficoltà. Grazie. Grazie onorevole Gallo. Ci sono domande che arrivano nel tempo, le raccogliamo dopo la fine. Bene, allora finché i nostri amici stanno continuando a raccogliere le vostre domande, io vorrei dare la parola a un po' di autorità presenti in sala. Già si è prenotato, vorrei subito far intervenire, visto che è stato chiamato in causa prima il senatore Taratore, che ci dà il suo punto di vista a livello nazionale. Buongiorno a tutti, nazionale, stiamo a Venezia. Allora, le cose che diceva Renato, intanto credo sulla finanziaria, anche sulla terza corsia, diciamo ci sono i finanziamenti, speriamo che domenica, domani la giornata concluda, nel senso che vanno a definire il cosiddetto emendamento che raccoglie tutto per andare alla fiducia, quindi speriamo che tenga, diciamo, tutto il sistema. E nel momento in cui i tre amici parlavano e presentavano i vari pezzi del puzzle Veneto, mi sono fatto una domanda, soprattutto a Venezia. Guardate, qui abbiamo avuto tre segmenti di intervento, porto, aeroporto e via dicendo, con due valutazioni da tenere in considerazione. Uno, che vengono osteggiati dall'amministrazione comunale. Secondo, che non c'è nessuna politica, al di là del merito, di coordinamento, diciamo, di tutte queste iniziative, che sono le poche cose che portano risorse, diciamo, al territorio. Nel Veneto ci sono due eccellenze che stanno marciando: il turismo, 34 milioni di presenze, lo ripetiamo, a Venezia, che pure una situazione di crisi ha avuto picchi notevoli, soprattutto al centro storico, che fanno alimentare altri due settori che hanno crescita quasi a doppia cifra: l'agroalimentare e di converso l'agroindustria,
che sono poi anche manifattura, diciamo, del nostro Veneto, che regge tutto a supporto del sistema turistico e ovviamente del trasporto. Credo che dobbiamo dire grazie a Renato, a Marchi, mi permetta, Mario Gava, diciamo, a Marchi, a Perocchio e quant'altro, dell'intuizione di aver fatto marciare, pur tra mille difficoltà, di aver assolto a un compito quasi immane, internazionale, nel far vivere il Veneto, che soprattutto Venezia, che è, diciamo, l'unica fortuna che abbiamo, anche se tentano di copiarla, ma è una città esportabile, quindi se vogliono vederla, diciamo, nel segmento storico devo venire qua, perché la fanno in tante parti, in Cina, copiano, fanno pezzi, sono fotocopie, insomma, e ovviamente non... ecco, la regia, diciamo, di questo, pure in certe fasi c'è stata, ma credo che qui serva appunto questa regia. Dai sondaggi, ma credo li avete voi meglio di me, oggi la platea mondiale della gente che si muove per turismo aumenta, non solo perché ci sono le opportunità che vengono create con nuovi voli intercontinentali, ma perché, diciamo, tutta la globalizzazione, la ricchezza che si è creata in certi paesi, Cina, Giappone, India, Brasile e quant'altro, sta creando questa movimentazione. Sta a noi coglierla e recuperarla, e lo vediamo soprattutto, diciamo, in quello che viene poi definito Made in Italy, che è capacità, diciamo, di fare prodotti alimentari buoni, di offrire cultura, di offrire città e pezzi storici che abbiamo, il pezzo più pregiato, credo, della nostra Italia. Ovviamente noi siamo veneziani, non siamo romani, quindi lavoriamo per questo. Quindi ecco, qui c'è sul serio la necessità di fare sinergia, e mi rendo conto, tra di noi, insomma, ci siamo parlati nel passato, quante difficoltà ci siano, ma credo che con l'impegno che c'è, sia dal punto di vista della regione, nel portare a compimento un disegno che ormai in piedi da 15 anni, quando Renato ha preso in mano il sistema regionale, perché le autostrade e via dicendo. Pensate solo, oggi nessuno ne parla, ma se voi andate a pigliarvi i giornali di quello che diceva Confindustria solo quando serviva il passante, perché passavano, che si perdeva mezz'ora di tempo, che si perdevano commesse, che si perdevano, oltre che si cava un danno all'ambiente, con quelle infrastrutture, diciamo, quel tema è risolto. E quando completeremo la terza corsia e tutte le cose che sono in essere, credo che avremo un vantaggio. Quest'area infrastrutturalmente nei prossimi anni è a posto. Speriamo che la politica, diciamo, riesca anche a, come si può dire, a fare regia, diciamo, sui sviluppi futuri, e va data anche qui l'ingegno delle persone. La politica probabilmente lo predicava l'aggregazione degli aeroporti piuttosto che delle fiere, poi alla fine abbiamo visto che se si mette l'imprenditore riesce magari a fare sinergia, a fare aggregazione, come si è messo Perocchio nel gestire altri porti turistici. Credo che questo è un fatto positivo. Ringrazio, se mi permettete, poi anche i ragazzi del cantiere che hanno fatto questa iniziativa, che va un plauso soprattutto a voi. So che il professor Bernardi aveva piacere di dire due parole, e lo chiamerei qui, se è disponibile ad arrivare subito. Eccolo. Professore universitario, Bernardi. Io avevo disciplinatamente fatto il bigliettino, comunque, eccolo qua. Ecco. Poi Avile è intervenuto e allora faccio la sintesi del bigliettino. Mi pare ci sia, anche se metà dell'intervento me l'ha spiazzato Mario Lavatore, il quale molto opportunamente notava un dato di tipo politico, cioè due eccellenze contrastate dall'amministrazione comunale e non da oggi. Ma lasciamo pure perdere questa cosa, perché anche se vedo molte persone con le quali ci si incontra anche in altre sedi, questo non è precisamente propriamente una sede politica. Allora andiamo a quella più generale. Mi chiedevo se non fosse il caso di avere un po' più coraggio nel segnalare, o quantomeno nell'approfondire, il mondo di costruzione di consenso, diciamo,
che c'è attorno a operazioni come quella, ad esempio, del nuovo Grandinari, che è quella che in questo momento, per la sua importanza, per la sua urgenza, sta più caratterizzando la nostra città. Mi spiego. Una cosa così, una opposizione così ben congegnata, così estesa rapidamente in ambito nazionale e internazionale, fa pensare ad un grande lavorio sottostante collegato a interessi che evidentemente cercano una qualche utilità in uno sviluppo di questo genere. In particolare io segnalerei una cosa. Non è possibile più fare una qualunque iniziativa imprenditiva o di grande impatto su una qualunque area se a questa iniziativa non si accompagna un adeguato livello diciamo di racconto e come direbbero alcuni di narrazione su quello che si sta facendo. In altre parole, il corretto operare, il successo economico in quanto tale, il fatto di portare a casa lavoro, in quanto tali purtroppo non bastano da soli. Il buon prodotto non si vende da solo, deve essere sostenuto con una serie di iniziative che abbiano anche la necessaria, come dire, generosità dal punto di vista della comunicazione, per mettere in ordine, per dare adeguata visibilità a questi fenomeni. Ripeto, una cosa come il porto turistico o l'aeroporto non si inseriscono nel vuoto, si inseriscono in un sistema altamente competitivo, sia interno sia esterno. Bene, bisogna prendere atto che uno dei punti del problema, uno degli argomenti di lavoro quotidiano, deve essere anche quello della gestione del consenso attorno a questi temi. Su questo chiederei un commento a chi vuole, ma a Roberto forse è quello più direttamente toccato in questi stati. Grazie. Grazie. E ovviamente complimenti. Grazie. Sì, molto apprezzabile il tuo stimolo, perché effettivamente alcune entità che fungono da motore di un'economia appunto non solo regionale ma addirittura nazionale, come possono essere l'aeroporto, come può essere il porto crociere, si sono sentiti un pochino, se vogliamo, negletti, un po' abbandonati da quelle che sono le forze economiche che beneficiano anche di tutta la filiera che viene innescata, nel senso che si ha l'impressione che ci sia una certa pigrizia, come dire, nel polemizzare su certe questioni da parte di strati della società, organizzazioni imprenditoriali ben pasciute, che ancora non hanno percepito la gravità diciamo dell'arretramento economico che può derivare da perdite di opportunità da parte dell'aeroporto o perdite di opportunità da parte del sistema portuale veneziano, che appunto, torniamo a dire, ha una valenza internazionale. E quindi in effetti come dire, il tuo stimolo alle categorie economiche a ricordare che a volte bisogna scendere in campo per evitare, diciamo, di perdere i treni, ecco, tanto per restare in argomento, lo colgo appunto come un positivo invito a tutta la comunità imprenditoriale, a tutto il tessuto economico dell'area. Grazie. Bisogna trovare un anticerontano. Io so che ci sono adesso tutta una serie di domande un po' da casa, un po' dai bigliettini. So che le prime, facciamo la cortesia di farle all'onorevole Fabio Gava, che so che appunto poi avrà un impegno, quindi partiamo prima con quelle per l'aeroporto. Ok, allora partiamo con la domanda del signor Giorgiuti, che ringraziamo, da Canoghera, che chiede: ampliamento di aeroporto a Marco Polo, quindi in riferimento alla seconda corsia, opportunità o problema per i cittadini? Facciamo subito. E poi una domanda che è rivolta anche agli altri due relatori, del signor Enrico Giorgiuti: Expo Milano 2015, opportunità o flop per Venezia? Saremo pronti? Allora, per quanto riguarda la seconda pista, va detto che è stata inserita nel master plan perché
è importante, soprattutto nel settore delle infrastrutture, avere una visione di programmazione diciamo che sia adeguata nel tempo. Mi piace questa domanda perché mi consente di collegarmi ai due miei amici che stanno al mio fianco per citare due esempi, non di responsabilità loro, anzi, in cui la programmazione infrastrutturale non è stata adeguata alle esigenze dello sviluppo. Il primo esempio è il passante di Mestre. Se si fosse adeguatamente previsto lo sviluppo del traffico per tempo, probabilmente noi non avremmo avuto, anzi sicuramente non avremmo avuto quegli anni disastrosi in cui passare per la tangenziale di Mestre era una sorta di interno all'otto. È vero che in questo caso c'è stata una forte accelerazione determinata dall'apertura delle frontiere all'est, ma sicuramente un'attenta programmazione avrebbe dovuto per tempo capire che quella dello sviluppo verso est era uno sviluppo potenzialmente molto elevato, mentre solo fino a pochi anni prima del grande traffico sulla tangenziale c'erano molti soloni, lo ricordo bene, che dicevano che non sarebbe stato necessario fare nessuna terza corsia sulla tangenziale. Secondo esempio di scarsa lungimiranza per quanto riguarda le grandi navi. Anche questo non riguarda ovviamente la gestione del porto turistico. Da anni si sa che la tendenza costruttiva, diciamo progettuale delle navi va verso quella direzione. Da anni si sa che le navi sono sempre più grandi, sempre tecnologicamente più raffinate e quindi mi chiedo, ma come mai non si è pensato per tempo a trovare delle strade e dei canali alternativi? Ecco, questo ragionamento che io ho voluto fare non è per svicolare alla domanda, ma è per dire che una programmazione seria di uno sviluppo aeroportuale intercontinentale come quello di Venezia non può che prevedere la possibilità della realizzazione della seconda pista. Guardate che la seconda pista costerà quasi €1 miliardo, per gli 800 milioni o miliardi di euro. Quindi se si dovesse fare, si farà solamente se sarà realmente necessario. E però oggi non prevederla sarebbe un delitto, cioè al massimo avremo una zona di polmone verde intorno all'aeroporto che rimarrà verde se la seconda pista non dovesse essere necessaria. Un'ultima considerazione che voglio dire, dal punto di vista proprio stretto anche degli abitanti. Se tu cresci lo sviluppo diciamo di un certo numero, siccome c'è qualcuno che dice a Gatwick per esempio atterrano molti più aerei con una pista sola, chi dice questo non tiene conto delle norme di sicurezza inglesi che sono diverse da quelle italiane, che prevedono una distanza tra decollo e atterraggio molto maggiore rispetto a quelle inglesi. Secondo, non considero un'altra cosa, che se noi aumentiamo, oggi abbiamo 50 voli su quella determinata pista, domani ne arriviamo a 100. Tutti quei 50 voli in più per arrivare a 100 avranno la stessa linea di decollo e la stessa linea di atterraggio. Mentre se tu fai una seconda pista, quei 100 ad esempio li puoi distribuire evidentemente anche con un disturbo che non va a pesare esclusivamente sullo stesso abitato, sulle stesse case. Passiamo quindi alla seconda domanda, quella sull'Expo. Opportunità o flop per Venezia? Se vuole sempre rispondere prima lei. Io credo sia un'opportunità, mi pare che anche il comitato Expo 2015 di Venezia, di cui credo sia presidente Laura Fincanto, sta lavorando in questa direzione. L'Expo di Milano ha bisogno, come l'aria che respira, di aumentare il numero di potenziali visitatori, perché purtroppo per varie vicende geopolitiche sono un po' in ritardo anche da questo punto di vista, e sicuramente Venezia può rappresentare una porta a est per l'Expo molto, molto significativa, molto importante, anche secondo me per la tematica stessa di questo Expo che riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare, che si inserisce a Venezia nel Veneto.
Sì, giustissimo, volevo soltanto aggiungere che l'Expo non è una panacea, cioè, sappiamo tutti che Hannover per esempio fu un flop come esposizione mondiale e alla fine non portò al territorio tedesco tutti i benefici che la collettività locale, nazionale si aspettava, però è pur sempre anche quello un motore, un'opportunità per creare delle infrastrutture a livello locale, quindi sulla piazza milanese in questo caso, ma per creare nuove opportunità logistiche, nuove opportunità progettuali di programmazione che investono un territorio molto più ampio. È evidente comunque che essendo un evento come quello, un evento intercontinentale, tutti i visitatori attirati dal messaggio, dal richiamo dell'Expo, moltissimi veneziani andarono a Shanghai a causa, diciamo, dei legami che si erano creati in quell'occasione grazie all'Expo, appunto moltissimi statunitensi, africani o asiatici verranno a Milano in quella circostanza, e chi fa una percorrenza così lunga non può prescindere da una visita a Venezia, e di conseguenza l'opportunità in qualche misura ci sarà senz'altro. Abbiamo una seconda domanda dal dottor Zagnoni che è rivolta all'assessore Chisso, ma penso si possa ricollegare anche l'onorevole Gara. Il progetto della sublagunare se ne parla da oltre 20 anni. È stato completamente abbandonato? C'è un futuro oppure si sono già previste delle alternative? Per quanto riguarda, diciamo, la posizione dell'aeroporto sulla sublagunare, ha una posizione per così dire agnostica, nel senso che certamente non è contraria, però la ritiene una valutazione che deve essere fatta comunque dalla città di Venezia sulla sua utilità. Quello che diciamo che il collegamento con Venezia può essere fatto sicuramente come avviene oggi, magari rafforzandolo via acqua in superficie. Quello che ribadisco rimane invece un punto fondamentale per lo sviluppo dell'aeroporto e per porlo anche in concorrenza con i principali hub europei è sicuramente la presenza della stazione ferroviaria in aeroporto, sia dell'SFMR che della città. E una battuta, ma su Venezia cosa vuoi progettare? Con questa classe politica cosa vuoi progettare? Quando dicono no al passaggio delle grandi navi, quando dicono no alla Torre Cardin, quando dicono no, e parliamo di sublagunare, non dicono no al parco di divertimenti. Dicono no al parco di divertimenti, cioè è uno scoramento? No, non è uno scoramento, è una constatazione che in questa città con questa classe politica non si può fare nulla, quindi va totalmente eliminata. Adesso facciamo un sunto di circa 3 domande rivolte all'assessore Chisso che sono arrivate sulla Romea commerciale. Allora, la prima di Giorgio Mattiello chiede dove si innesta sul territorio veneziano e quali sono le problematiche che può comportare. E la seconda della signora Carla, le zone interessate dalla Romea commerciale, e anche un chiarimento sulla viabilità tra Padova e Venezia, in particolare nella zona di Mira. Un'altra zona dove si può, ormai comandano le stelle 5 a 5 punte e non quelle. Partiamo dalla Romea commerciale. La Romea commerciale non è ancora il progetto preliminare, ha lasciato indeterminato l'ultimo punto da dove ha detto dove, perché a seguito degli interventi dell'amministrazione comunale di Dolo, no, si è rivisto un attimo e si è rimandato al progetto definitivo l'attacco. Io credo che funzionerà il buon senso, non posso fare anticipazioni rispetto, come dire, a quello che sarà la soluzione progettuale, però il buon senso prevede di ritornare al vecchio, quindi dall'altra parte. Seconda considerazione, le aree, tenete presente che la Romea commerciale ha anche un altro valore, oltre che sgravare l'attuale Romea, sgravare dal traffico e dalla pericolosità dell'attuale Romea. Ha anche un altro scopo, quella che è contraria a quanto veniva detto, ho visto alcuni commenti di qualche pentastellato a Mila.
rimette in circuito il porto di Venezia. Noi abbiamo questa grande risorsa che si chiama Porto di Venezia, non è solo il porto turistico dove abbiamo visto, ma è anche il porto commerciale. Del collegamento, cioè l'allungamento della Romea commerciale che partendo da Orte Civitavecchia in su mette in una formidabile posizione di concorrenza, o meglio di opportunità positiva il porto di Venezia. Non anzi il porto di Civitavecchia, il porto di Venezia, perché insieme con gli altri porti del Nord Adriatico le merci che arrivano dal Far East possono trovare, come dire, approdando anche a Civitavecchia, possono trovare spedizione del porto di Venezia. Quindi viene rimesso in circuito il porto di Venezia. L'ultima considerazione, quella le aree. Le aree, a breve sarà pubblicata la delibera CIPE dove sono previste, dove è indicato tutto il percorso, e quindi anche, come dire, si può vedere i soggetti che saranno come dire, oggetto, o i proprietari saranno oggetto di esproprio. Tenete presente che per quanto ci riguarda queste opere nazionali, noi abbiamo chiesto, ed è stato tenuto in CIPE, che il costo di esproprio sia pari, ovviamente le metodologie siano pari a quelle utilizzate sul passante e sulla pedemontana. L'ultima considerazione sulla Riviera del Brenta, e anche là, la Riviera del Brenta, per quanto mi riguarda, io sono convinto che la Riviera del Brenta può diventare un grande boulevard, una grande strada turistica che mette in comunicazione Padova a Venezia, dove c'è un patrimonio di ville e di altre attività turistiche che è straordinariamente bello, che è straordinario, e non puoi lasciare, che è collegato dalla SR11, dalla cosiddetta Brentana. Ma lì ci passano i camion, tantissime auto e così via. L'idea è: si possono liberare i camion, si può liberare il traffico pesante, quello di attraversamento dall'SR11? Io penso di sì, spostandolo dove? Spostandolo sull'altra grande opera che si deve fare, che è quella del collegamento Padova-Venezia attraverso la idrovia, e su una sponda dell'idrovia. Un'idrovia non è cioè bisogna fare, come dire, un argine da una parte o dall'altra, ma nel fare un argine da una parte o dall'altra, forse se l'argine lo fai un po' più largo ci sta una strada. Sì, deturpazione del territorio. Mamma mia, date attenzione, non deturpiamo il territorio. Ed è un sedime stradale, ed è un sedime di terra che è già stato espropriato, che è già di proprietà della regione. Forse ci fa un danno a chi li coltiva, può essere, ma vengono risarciti, però non si può toccare. E quindi anche qua vedete il progresso. Non si può spostare il traffico, no, da una parte all'altra, non si può, lo faremo, nonostante il mezzo dell'altro. Non si può spostare il traffico da una parte all'altra perché? Perché si tocca cosa? È meglio favorire, come dire, il percorso turistico della Riviera del Brenta piuttosto che l'altra area dove necessariamente si deve fare un canale per mettere in sicurezza idraulica a Padova. E allora tant'è, visto che ci siamo, facciamo un po' più largo, facciamo su una sponda che faccia correre il traffico pesante, togliendolo dalla Riviera del Brenta. Però queste sono, come dire, è talmente lapalissiano, è talmente evidente questo, che forse qualcuno, proprio perché è troppo evidente, non lo vuole capire. Una domanda per il dottor Perocchio da Marco Laviana. Si è parlato in questi ultimi mesi, salutiamo l'onorevole Gava. Grazie. Il tema delle grandi navi è stato sicuramente lanciato sull'onda emotiva dell'incidente della Concordia. Quindi ci sono dei veri problemi per Venezia, moto ondoso, danno dei canali, oppure no? Abbiamo parlato di onda emozionale o emotiva legata all'incidente della Concordia, che ha offuscato ogni altro ragionevole argomento posto in campo dall'autorità portuale, dalla Capitaneria di Porto e da Venezia Terminal Passeggeri.
ossia senza incidente della Costa Concordia chiunque avrebbe convenuto sul fatto che le indagini scientifiche, le misurazioni molto precise con sensori che sono state fatte sul tema del moto ondoso erano del tutto sufficienti a fugare qualsiasi preoccupazione. È chiaro che l'onda ha un effetto di andata e di ritorno. Allora, parlo dell'onda emozionale in questo caso, ossia c'è stata una prima preoccupazione diciamo per la salvaguardia di Venezia su questo tema dopo l'incidente della Costa Concordia. C'è stato però un'onda di riflusso di tutta la pubblica opinione internazionale non informata sulle reali caratteristiche, sulle reali dimensioni del porto di Venezia, che a sua volta ha condizionato politicamente determinate posizioni e determinate scelte. Cioè, in sostanza, siamo stati al centro di una grande montatura internazionale. Se io fossi stato un osservatore newyorkese o parigino, mi sarei mobilitato anch'io con lettere, con proteste, forse avrei preso anch'io la posizione di Celentano se fossi stato bombardato da immagini completamente distorte riguardanti quello che è il traffico crociere Venezia, perché le immagini schiacciate con lo zoom, l'impressione che la nave ti entri in calle, con la ripresa all'infinito di una situazione che era molto rara, la nave ormeggiata a Riva Sette Martiri e che è stata poi superata proprio grazie agli investimenti, cioè gli investimenti su Marittima sono serviti a togliere per pochissimi giorni l'anno, no? O meglio no, per togliere rarissime collocazioni che si determinavano nelle situazioni di congestione di navi in Riva Sette Martiri. Però la foto della prua della nave in Riva Sette Martiri è stata utilizzata per alterare, deformare la realtà, dando l'impressione che tutte le navi a Venezia si trovassero con la prua sulle case. Ecco. Quindi sostanzialmente l'errore di Schettino, torniamo a dire un errore umano non ripetibile in un contesto come quello veneziano, dove il fondale protegge sostanzialmente la città, la nave non può assolutamente deviare dal suo percorso, il lento moto della nave non crea problemi di flusso idraulico, perché il flusso idraulico è del tutto uguale a quello della marea naturale della laguna di Venezia e quindi le rive sono storicamente sempre state fatte per quel tipo di flusso. Il fatto che ci siano due rimorchiatori, quindi la situazione in cui naviga una nave Venezia è quella di massima sicurezza a livello internazionale e due piloti che assistono il comandante alla manovra, il quale comandante peraltro segue il percorso della nave in tempo reale su uno schermo dove si vede la rotta che gli è assegnata sovrapposta alla mappatura del canale lagunare che sta percorrendo, per cui voglio dire un minimo scostamento di qualche metro si determinerebbe, cioè si rivelerebbe immediatamente. Allora, dico, tutti questi fattori tecnici avrebbero lasciato tranquillo il mondo se ci fosse stato il tempo e il modo di illustrarli correttamente. Per superare l'onda emozionale che si è creata dal punto di vista mediatico e la distorsione che ne è conseguita, la regione, l'autorità portuale, la capitale di porto, Venezia Termini Passeggeri avrebbero dovuto fare investimenti di controcomunicazione di milioni e milioni di euro. Preferiamo investire in infrastrutture che tornano utili a tutti e che garantiscono la prosecuzione. Verso le ultime domande, quelle che non riceveranno risposta oggi saranno girate ai nostri relatori e con le relative risposte che avranno il piacere di darci verranno caricate nel nostro sito internet e nelle pagine Facebook e Twitter. Rimaniamo dal dottor Perocchio e il signor Giampaolo Rallo chiede: porto turistico in fregio alla diga di San Nicolò del Lido è un'alternativa più che valida per affrontare le problematiche lagunari? Abbiamo parlato tutto il tempo di logistica, no? E quindi di intermodalità, di snodi e via dicendo. Come vi ho spiegato fino all'inizio, un porto di imbarco che deve ricevere forniture attraverso camion, che deve ricevere migliaia e migliaia di automobili nell'arco dell'anno, che deve avere rapidi collegamenti con tutto il territorio, ma non solo di acqua, soprattutto in modalità terrestre, non può essere spostato a piacimento di qua e di là come se fosse
diciamo un barattolo. Noi abbiamo sempre sottolineato il fatto che il porto crociere di Venezia è un miracolo per la posizione in cui è e per la quantità di spazi terrestri adiacenti alle banchine e di spazi di fabbricati coperti di cui dispone. Nessun porto crocieristico mondiale ha 93.000 metri quadri di fabbricati coperti dove tutte le operazioni possono essere svolte con il massimo gradimento dei passeggeri. Quindi abbiamo il porto più comodo del mondo, non lo puoi spostare senza, come dire, allontanare il traffico e senza creare, come dire, maggiori costi, disfunzioni logistiche e insoddisfazione dei passeggeri. Allora, l'ultima domanda per l'assessore Chisso, fatta dal signor Marco Monaco, che chiede come siamo messi con il colloquio con la provincia di Trento per la 31 Valdastico Nord fino a Trento. Parliamo due lingue diverse. Quando si dice l'ultima, torniamo sul porto, visto facciamo la combinazione di due domande, la signora Lucia e il signor Lorenzo Colovini, che chiedono delucidazioni in quanto al cold ironing e le stime di investimento. Sì, per quanto riguarda il cold ironing, si tratta, come ho detto, di fornire ad altissima potenza l'erogazione di corrente elettrica a due navi nell'ambito del porto di Venezia. E per quanto riguarda il futuro di questo tipo di servizio ci sono da considerare tre cose. Primo, il problema che noi abbiamo in Europa, non solo in Italia, sul fronte del costo dell'elettricità, ossia l'elettricità autoprodotta dalla nave a bordo con i generatori costa notevolmente meno dell'elettricità che noi possiamo fornire, perché ci sono delle accise sulla fornitura elettrica che rendono poco conveniente l'operazione. Quindi è molto importante, lo stiamo facendo anche con altri porti europei, lavorare sulla fronte della riduzione delle imposte sulla corrente elettrica erogata alle navi. Questo agevolerà l'investimento e l'accelerazione dell'operazione. Secondo punto, le navi si stanno dotando in gran parte di scrubbers, che sono quindi degli apparecchi di risucchio e di filtrazione dei fumi, quindi queste navi non avranno alcuna necessità di ricorrere all'erogazione della corrente elettrica di banchina. Terzo, il futuro a livello mondiale dello shipping e della propulsione navale è il gas naturale liquido, l'LNG, che abbatte praticamente l'apporto inquinante del 90%. Di conseguenza noi abbiamo pianificato 2 postazioni di erogazione elettrica proprio per questo motivo. Comunque l'investimento necessario per arrivare a questi 2 punti di erogazione elettrica oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro ed è sostenibile soprattutto se ci sarà una riduzione delle accise destinate sostanzialmente alla erogazione elettrica nei confronti di una nave che è territorio internazionale, territorio di un altro Stato. Scusi, però erano 4 i punti. No, sono 64 mega. No, quello era il progetto iniziale dell'autorità portuale. L'autorità portuale aveva inizialmente pensato a 4 punti. 4 punti sarebbero un assoluto spreco per il fatto che le navi avranno in futuro il gas naturale liquido e scrubbers a bordo. Quindi si parte dal presupposto che siano 2 le navi a maggior frequentazione del porto che possono beneficiare, avendo a bordo naturalmente gli impianti per ricevere la corrente elettrica, di questo servizio. Bene, allora credo che abbiamo dato una panoramica abbastanza completa su tutti i temi che abbiamo trattato fino adesso. Il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io credo che se voi avete altre foglietti, altre domande, altre cose che nel frattempo avete scritto, ce le consegnate, noi le iniziamo ai nostri relatori che poi ci risponderanno e pubblicheremo le loro risposte sul sito internet, su Facebook e su Twitter.
tutte le slide che sono state prodotte da Verrocchio, altre slide che ci aveva fornito l'assessore Chisso e le slide che ci fornirà Fabio Gava, anche quelle verranno caricate nel nostro sito con il loro permesso e saranno comunque completamente a vostra disposizione. Noi abbiamo concluso questo secondo incontro sul tema del turismo, ne saranno organizzati altri sicuramente nei prossimi mesi, uno a dicembre o a gennaio sul tema dell'enogastronomia, sul turismo enogastronomico, come prima aveva accennato anche il senatore Dalla Torre, e poi cominceremo ad andare avanti anche affrontando altri temi che abbiamo in agenda, e ce ne sono veramente tanti. Pensate a tutti i problemi, a tutti i temi che si possono affrontare che sono legati al territorio. Noi vogliamo in un anno e mezzo cercare di proseguire sul percorso di questi cicli di conferenze e affrontarne il più possibile, per poi arrivare a raccogliere tutti gli interventi dei nostri relatori. Come avete visto, li registriamo sia video che audio, per poi costruire quello che sarà insomma un working paper della nostra associazione. Io vi ringrazio di aver aderito al nostro invito. Se volete, se avete piacere di lasciarci qualche indirizzo mail, i ragazzi qua vi raccoglieranno. Io vi do appuntamento alla prossima volta, e se vogliamo continuare per una mezz'oretta a chiacchierare al piano di sopra, so che è stato organizzato un minimo di rinfresco. Grazie e buona giornata.